Buongiorno da Porto Tolle, buongiorno da Leandro Maggi. Convegno sulla pesca e la molluschiocoltura nel Delta, organizzato da CGIL Fly. Immaginare un futuro per la pesca nel Delta Polesano, un'iniziativa organizzata dalla Fly CGIL di Rovigo e dal suo segretario generale Mauro Baldi, in particolare per le criticità determinate dal cambiamento climatico e biologico delle lagune. Ne hanno discusso illustri interlocutori, tra i quali il professor Roberto Odorico, biologo marino, Luigi Marchesini, presidente del Consorzio dei Pescatori del Polesine, Massimo Barbin, presidente Consorzio Ittico Rovigo Chioggia, e con l'intervento di Antonio Pucillo, capo dipartimento pesca della Fly CGIL nazionale. Naturalmente a fare gli onori di casa il sindaco Roberto Pizzoli. Ormai le forme di pesca ridotto con le famiglie preoccupate, quindi rappresentate le famiglie preoccupate. Cosa si può fare? Per questo è già. Si può fare quello che abbiamo detto all'inizio, ma poi insomma i relatori qua sicuramente trovare un modo di approfondire la questione pescarni, provare anche a ottenere qualche risultato economico, per esempio tirarti giù, anche se lo ripeto, perché non vorrete passare un messaggio corriante che un po' è uscito anche in diversi posti, soprattutto anche a Roma, perché il granchio blu non è e non può essere l'alternativa a una filiera delle povere del costo sul territorio costo. Per me è impensabile, naturalmente per un fatturato da fare, per una filiera da costruire e soprattutto anche per quella che il nostro territorio, che è una bella eccedenza che poi la natura fortunatamente è fatto il lavoro dell'uomo, sempre questi anni, e perché sicuramente è la povera che è la più esportata in Europa, la bozza è l'unica dove che abbiamo sul territorio italiano, insomma, le nostre esigenze che abbiamo strumento in area di sacrificio che abbiamo tenuto veramente risolto europeo. Si parla in particolar modo dell'emergenza granchio blu, un'emergenza nazionale, in particolar modo in questa zona. Che proposte volete fare oggi, anche in funzione di quello che è stato fatto per esempio dalla Regione Veneto? Sappiamo che proprio in questi giorni hanno stanziato 180.000 euro per una prima emergenza con 4 step di controllo e di monitoraggio del problema. Per voi è sufficiente oppure cosa bisognerebbe fare così in emergenza? Allora, noi crediamo che, come dire, l'idea di a riconoscere ai lavoratori in questa fase un contributo per il danno che sta arrivando da questa invasione del granchio blu, ma non c'è solo il granchio blu, ci sono realtà dove altre condizioni per effetto appunto di tutta una serie di cose che poi dirò stanno creando dei problemi. Ci riferiamo ovviamente ai cambiamenti climatici, ci riferiamo a tutti quegli elementi che in qualche modo stanno favorendo questa condizione. A Taranto, ad esempio, nel Mar Piccolo, dove c'è un allevamento importante di molluschi, lì ad esempio le tartarughe si stanno adeguando a quel sistema, hanno trovato una condizione favorevole per cui svernano lì e stanno distruggendo gli impianti. Quindi c'è evidentemente un problema legato ai cambiamenti climatici, legato alle temperature che stanno modificando gli habitat dove alcune specie, soprattutto in questo caso il granchio blu, ma ce ne sono tante altre di specie aliene nel Mediterraneo, stanno, come dire, diventando invasive e questo sta creando degli enormi danni. Adesso va bene l'idea di dare una mano al settore, ma dobbiamo capire come ci difendiamo da questa invasione e soprattutto se questi elementi possono diventare elementi sul quale investire e farli diventare qualcosa di produttivo e utile. Lei si è occupato già dall'anno scorso dei cambiamenti climatici, di quanto hanno inciso e preoccupato questo territorio. Era prevedibile, secondo lei, un'invasione così di queste specie aliene, e quanto è prevedibile che possano succedere con altre specie? Ma diciamo che le previsioni in questo caso sono state tutte smentite e soprattutto da noi, cioè come dire da noi biologi che applichiamo anche dei progetti sul territorio, no? Ti trovi addirittura in certi casi, come ad esempio nelle meduse, di impostare dei progetti sul territorio e nel momento in cui tu li hai approvati, definiti, le meduse spariscono, no? È una cosa, quando imposti anche un programma di ricerca, hai sempre il problema di questa ciclicità e di questo andamento che di base non è prevedibile.
È chiaro che qui in questa zona, parlando del granchio blu, che in qualche modo si succede, no, temporalmente a quello che è stata la bioinvasione di altri organismi come le meduse o gli ctenofori, è una dimostrazione dei cambiamenti climatici. Dietro c'è probabilmente, se uno vuole leggere il territorio, però col senno di poi ovviamente, il discorso che sono delle specie che si inseriscono perfettamente in quelli che sono i nuovi ecosistemi che si vanno a creare. Ecco, l'unico predatore in questo momento è l'uomo, e poi dopo chi prospetta anche l'introduzione di specie antagoniste potrebbe creare un ulteriore problema? Sono tutto questioni da studiare. Di solito c'è un po' di timore a intervenire in questi casi, perché chiaramente puoi con un piccolo intervento puoi provocare delle situazioni paradossali e di alterazione totale. Ma qui, con i granchi piccoli, ci potrebbe essere lo stesso pesce serra o la spigola, il branzino, no? Cioè che mangia queste cose, l'orata, no? Solo che in quella zona lì, in quelle zone dove ci sono i piccoli e astutamente più o meno rimangono in quella zona e poi si spostano quando sono più grandi, non ci sono i nostri predatori normali, no?